Governo in bilico e botte e risposta anche in Laguna tra PD e PDL in vista di una settimana cruciale per il futuro dell'esecutivo Letta e per la carica di senatore del leader del Popolo della Libertà Silvio Berlusconi. Fresca di firma la lettera che mette nero su bianco le sue dimissioni, il senatore forzista dalla Tor attacca. E credo che sia una cosa ingiusta, un'usurpazione, un piccolo golpe, anzi un grande golpe contro 10 milioni di italiani, e quindi abbiamo voluto con le dimissioni dare un segno forte di solidarietà al nostro Presidente. Secca la replica del democratico Casson. Riteniamo che una persona condannata per gravi reati a 4 anni di reclusione per frode fiscale, che non è evasione fiscale, questo vuol dire avere imbrogliato lo Stato, aver imbrogliato i cittadini, queste leggi che riguardano la decadenza devono essere fatte rispettare. Rimpallo a distanza anche sull'accusa reciproca di mancanza di responsabilità. Attacca Casson che liquida così le dimissioni in massa. Non so se sia un comportamento più ridicolo vicino all'eversione, perché intanto credo che non lo faranno tutti quanti. Il PDL e Berlusconi in particolare hanno deciso da tempo di andare contro questo governo e quindi a questo punto che se ne prendano la responsabilità. Questo ritornello di chiedere responsabilità sempre a Forza Italia credo sia un ritornello che stona. La loro responsabilità dove sta? Questa è la domanda che oggi devono farsi, perché noi siamo sempre stati responsabili. E a Casson che ancora una volta punta il dito contro Berlusconi? Non si può, per gli interessi di una singola persona, ancora una volta farne pagare il carico, le spese all'intero Paese. Il senatore forzista dalla Torre replica con l'elenco puntuale di come la rinata Forza Italia si stia organizzando nel veneziano in vista di un futuro, forse non troppo, appuntamento elettorale. Stiamo già costituendo in tutti i consigli comunali sopra i 15.000 abitanti provinciali i gruppi di Forza Italia, metà ottobre inaugureremo la sede a Venezia.